Eccezionale scoperta archeologica a Selinunte, in provincia di Trapani, una struttura lunga 15 metri e 4 filari di blocchi per un'altezza di circa 1,80 m è stata individuata casualmente a pochissima distanza da quella che doveva essere la darsena collegata al mare, a un centinaio di metri dall'arrivo attuale. Potrebbe essere parte di uno dei due porti dell'antica ex colonia di Megara Eblea, un ampio e imponente, come richiedevano delle più importanti città del Mediterraneo, centro di traffici commerciali. La notizia è stata resa dal presidente della regione siciliana Renato Schifani. A oggi gli archeologi non si rischiano teorie, ma solo ipotesi sull'imponente architettura, forse una struttura di contenimento sul fiume. Il georadar registra molte altre strutture sotto la sabbia, forse le pareti di una darsena per le barche, magari collegata alle 80 antiche fornaci scoperte molto più a monte, forse la base di un ponte sul fiume. Di una cosa gli studiosi sono certi: è un ritrovamento di grandissimo interesse che potrebbe far riscrivere la topografia della città antica. È una scoperta del Parco Archeologico di Selinunte, diretto da Felice Crescente, che si sta infatti già impegnando per sviluppare un progetto multidisciplinare e avviare ricerche a partire dal ritrovamento. La scoperta è avvenuta durante dei semplici lavori di disboscamento e ripristino del vallone del Gorgo Cottone alla foce del fiume omonimo lungo l'arrivo occidentale. All'inizio è affiorato solo l'angolo di un blocco, il resto era sepolto sotto lo strato massiccio di sabbia e di vegetazione recente. L'archeologa Linda Adorno, originaria della zona e responsabile della sorveglianza dei lavori, ha intuito immediatamente l'importanza della struttura e ha fatto sì che fosse portata alla luce. Sono stati immediatamente sospesi i lavori per consentire indagini più approfondite ed è stata avviata anche una pulizia più accurata della zona.